Buonasera, benvenuti e benvenute a Verona Live. Questa sera giornata dedicata alla festa della Repubblica. 2 giugno parliamo di giornalisti e giornalismo, quale futuro per la categoria. Ieri avete visto il sit-in della Federazione Nazionale della Stampa e del Sindacato Giornalisti Veneto davanti a Palazzo Barbieri per far sentire la voce di un comparto, di una categoria che durante la pandemia non si è mai fermata e che sta attraversando un periodo molto molto delicato e particolare. Dall'1 al 5 luglio, nel frattempo, con un evento di anteprima che si svolgerà il 4 giugno con ospite il giornalista Tony Capuozzo, proprio nella nostra città si parlerà di giornalismo e di futuro della professione con il primo festival del giornalismo di Verona organizzato dall'Associazione Eraldo. Ne parliamo stasera sia dell'evento ovviamente della Federazione Nazionale della Stampa che del Festival del Giornalismo con le giornaliste colleghe Alessandra Vaccari, Elena Guerra e Fabiana Bussola. Benvenute. Grazie. Bentrovati. Grazie dell'invito. Allora Alessandra, partiamo proprio con te, diamo proprio uno sguardo un attimo al sito del Sindacato Giornalisti Veneto. Ieri proprio questa una foto davanti alla scalinata di Palazzo Barbieri, tante persone, tanti esponenti politici nazionali e locali e ovviamente tante persone che poi ci presenterai. L'ANSA ovviamente ha ripreso, come tantissime altre testate, l'evento e lo guardiamo proprio qui, sit-in a Verona, solidarietà dalle istituzioni. Ecco, ti chiedo per partire, Alessandra, storica firma chiaramente del quotidiano L'Arena e qui in veste di consigliere nazionale proprio della FNSI. Perché in piazza ieri mattina? Quali messaggi forti che avete voluto ribadire anche nella nostra città, visto che la manifestazione si svolgeva ieri in alcuni capoluoghi di provincia, oggi sappiamo tra l'altro anche a Venezia? Esatto, ed è anche un remake, diciamo, di quello che abbiamo fatto a Roma un paio di settimane fa, perché i problemi della categoria sono tantissimi. Abbiamo scelto Verona per dare una testimonianza importante anche della nostra città, visto che comunque è sede di prestigiose testate, una tra l'altro è proprio la mia, ma insomma ci sono realtà come il Corriere, sto parlando dei cartacei naturalmente, ma ci sono anche tantissime televisioni, tantissimi siti, è una città molto produttiva in questo senso. Abbiamo voluto al nostro fianco le istituzioni che per fortuna ci sono state, è venuto il sindaco Federico Sguarina, è venuto il presidente della provincia, sono venuti 3 parlamentari trasversali, quindi PD, Lega e Forza Italia, perché questo è un problema che non riguarda soltanto la nostra categoria, è un problema che riguarda la tenuta della democrazia in generale, perché se non c'è stampa libera non può esserci un'informazione libera. Noi che cosa chiediamo? Prego. Soprattutto che cosa chiediamo? Allora, sono tante le persone che fanno i giornalisti, ma non tutti sono giornalisti davvero, cioè non tutti sono soggetti che poi contribuiscono anche a versare i contributi alla nostra cassa, all'INPGI, che è quella che poi un giorno dovrebbe pagare le pensioni a quelli che prima o poi si spera riusciranno ad averla. Per cui gli argomenti toccati sono stati tanti, dall'occupazione, che per dare dei dati certi, quindi certificati, dal 2013 al 2018 noi abbiamo perso il 15% dell'occupazione relativa al giornalismo e di conseguenza la parte contributiva non c'è ed è per quello che noi chiediamo che ci sia un'apertura oltre ai giornalisti nella nostra cassa anche ai comunicatori. Questo ci permetterebbe di introitare del denaro e ci permetterebbe di continuare a pagare le pensioni. Ma non abbiamo chiesto solo quello, perché che giace c'è anche una proposta sull'equo compenso. Ci sono colleghi che prendono anche €1 a pezzo, soprattutto per gli online. €4, €5, a volte pagati in nero, quindi anche lì una parte di retribuzione che non viene coperta. Insomma, ci sono tantissimi argomenti da affrontare, alcuni virgolette costosi come la remunerazione, il giusto pagamento, l'equo compenso dei colleghi, ma alcuni anche che costerebbero praticamente niente. Il suo problema, probabilmente è arrivata una telefonata in diretta.
Si è parlato di precariato, diceva Alessandra Vaccari, si è parlato chiaramente anche di legge bavaglio e di carcere per i giornalisti. Adesso appena ci sarà di nuovo il collegamento, sarà ristabilito, ne parleremo con lei. Presente anche la segretaria regionale del Sindacato Giornalisti Veneto, Monica Andolfatto. Io andrei un attimo a sentire le sue parole e poi torniamo da Alessandra. Partecipa alla mobilitazione nazionale che è in atto oggi in tutte le regioni d'Italia. Vogliamo portare la voce dei giornalisti veneti, la voce dei giornalisti italiani all'istituzione. In questo caso ringrazio il Comune di Verona e anche la Prefettura, perché poi saremo anche ricevuti dal Prefetto, perché vogliamo chiedere al Governo impegni concreti per il rilancio del settore. Un settore che è devastato dal precariato, dall'emorragia occupazionale, perché abbiamo perso oltre il 20% dell'occupazione stabile negli ultimi anni e che ha assolutamente bisogno di un rilancio vero, perché la libera informazione è un patrimonio di tutti. L'informazione può essere libera con colleghi che prendono 5 euro ad articolo? L'informazione non può essere libera con colleghi che prendono 5 euro a pezzo, non può essere libera sotto ricatto occupazionale, quindi lo sfruttamento e il precariato, non può essere libera neanche con le querele bavaglio e anche lo spettro del carcere per la diffamazione, perché in Italia c'è ancora il carcere. Insomma, tanti temi davvero caldi in questo momento. Nel frattempo, finché riusciamo a ristabilire il contatto con Alessandra Vaccari, io passerei proprio a Fabiana Bussola, presidente proprio dell'associazione Eraldo ETS, perché l'associazione ha deciso di organizzare un festival del giornalismo a Verona che si svolgerà, dicevamo, dall'1 al 5 luglio prossimi, e con un appuntamento tra l'altro molto prestigioso di anteprima il 4 giugno alle 17. Anzi, vediamo un attimo, è tornata Alessandra. Scusatemi, è colpa mia. Nessun problema. Allora chiediamo un attimo di pazienza a Fabiana. Abbiamo visto l'intervento di Monica Andolfatto, che ha sottolineato, oltre ai temi che già ci anticipavi, come per esempio il precariato, anche la legge bavaglio e il carcere per i giornalisti. Altri due punti che ai non addetti ai lavori possono essere sconosciuti, però sono molto importanti per noi. Dobbiamo fare qualcosa anche per questo. Certo, e ad esempio un giornalista, magari non tutti lo sanno, rischia il carcere. Può andare in carcere e insomma lo ricorderete, forse erano emersi due casi molto a livello nazionale che avevano fatto molto clamore, quello di Feltri e quello di Sallusti. Il problema è che ciascuno di noi rischia di finirci in carcere e siamo tra i pochi paesi che ancora ha la legge che ti fa finire in carcere. Allora quello che si chiedeva era di fare in Parlamento l'abrogazione del carcere per i giornalisti. E che cosa sono le querele bavaglio? Perché spesso noi siamo visti come quelli che fanno il lavoro più bello del mondo, magari non corrono rischi, magari prendono anche tantissimi soldi, cosa che insomma abbiamo ormai dimostrato che non è così nella maggior parte dei casi. Che cos'è la querela bavaglio? E viene spesso usata anche come intimidazione. Siccome tu stai scrivendo di me e io non voglio che tu scriva, ti faccio mandare una lettera, la faccio mandare al tuo direttore, ai tuoi editori, dicendo: io chiedo 800.000 euro di danni per quello che tu hai scritto, esempio, pandemia nelle case di riposo, per fare un esempio certo. Molto attuale, ok? Che cosa succede? Che il giornalista a quel punto lì viene intimorito, perché dice: caspita, mi chiedono 800.000 euro, cosa potrò mai fare poi per eventualmente pagare? E l'editore o il direttore che dice: caspita, mi arrivano 5 querele di questo genere, qua si chiude tutto. Quindi anche in questo caso noi chiedevamo che ci fosse uno stop, perché come è giusto che sia, se un giornalista sbaglia deve essere denunciato, se un giornalista sbaglia è giusto che faccia una rettifica di quello che ha fatto, ma ultimamente va molto di moda fare le querele bavaglio. Ad esempio a noi è successo che nelle varie indagini che ci sono state per mafia qui a Verona, noi ricevessimo, ancora prima di pubblicare i nomi delle persone che poi si scopriva essere nelle ordinanze, una dichiarazione dell'avvocato o del soggetto interessato che diceva: vi diffido dal pubblicare il mio nome, altrimenti vi denuncio tutti. Persone che tra l'altro erano indagate di associazione di stampo mafioso, persone che comunque comparivano in un'ordinanza di custodia cautelare. E quindi anche tra le tante difficoltà della categoria c'è anche questa in questo periodo, perché è diventato di moda denunciare il giornalista. Ormai non succedono più i fatti, sono i giornalisti colpevoli di quei fatti. Di far emergere i fatti. Esatto, ma in assoluto, voglio dire, dalla pandemia all''ndrangheta a qualsiasi altra cosa.
Quelle lettere le conosciamo bene, Alessandra, perché le abbiamo ricevute anche noi. Ecco, vedi, per cui sapete bene di cosa sto parlando. Le abbiamo ricevute drammaticamente tutti, cioè ci vogliono far tacere. Quando non sei uniformato, quando magari cerchi di dare un racconto il più fedele possibile alla realtà, siccome dai fastidio e siccome provochi delle reazioni, tentano di chiuderti la bocca, ed è per questo che si chiamano querele bavaglio. E di questo ha parlato anche il presidente nazionale della Federazione Nazionale della Stampa, Beppe Giulietti, che era presente proprio a Palazzo Barbieri questa mattina, quindi riascoltiamo brevemente un suo intervento. Purtroppo sono 20 anni che governi di diversi colori se ne dimenticano. Ora è più grave perché c'è un governo fortissimo che ha fatto un piano di spesa per 238 miliardi, non c'è una riga. La legge sull'equo compenso che riguarda i precari è ferma dal 2012. Gli interventi per il precariato sono fermi da 10 anni. Le querele bavaglio che vengono scagliate contro i cronisti anche nel Veneto sono ferme dal 2003. Le prossime nomine RAI saranno fatte col metodo vecchio. Queste sono manifestazioni per dire al Presidente del Consiglio: guarda che di questo passo l'Italia andrà con Polonia e Ungheria nelle graduatorie internazionali. E ora è tempo che si apra un confronto. Non ci può essere piano di ricostruzione senza ricostruzione del sistema mediatico. Dicevamo e diceva Beppe Giulietti, è ora che si apra un confronto e ci possono essere anche dei contributi in questo senso. Anticipavamo proprio all'inizio della puntata il Festival del giornalismo di Verona organizzato dall'Associazione Eraldo, che immaginiamo abbia tanti obiettivi. Uno di questi potrebbe essere proprio quello di creare anche un tavolo di discussione sui temi che ha portato alla luce, ci ha ricordato Alessandra Vaccari. Quindi chiedo subito a Fabiana Bussola, che è la presidente dell'associazione, il motivo per il quale avete deciso di avviare questa iniziativa che si svolgerà dall'1 al 5 luglio con un intervento di anteprima con Toni Cappuozzo, mentre la conferenza stampa si svolgerà proprio questo venerdì. Quindi non vogliamo spoilerare neanche troppo, Beh, insomma, fa piacere se invitiamo tutti, no, a partecipare. L'idea di fondo, guarda, nasce forse da un desiderio profondo, no? Di riqualificare in qualche modo la relazione fra i lettori, il pubblico e la professione giornalistica, perché purtroppo questa situazione che ha descritto benissimo Alessandra, va anche a intaccare un po' la credibilità in un certo senso. Il conflitto anche da parte dei lettori nei confronti dei giornalisti è altissimo. Basta frequentare un qualsiasi social network e ci rendiamo conto che veniamo spesso infiocinati, no? E delle volte anche a buon conto, ci sono sicuramente, non siamo perfetti, però di base c'è anche proprio una mancanza di credibilità, no? che stiamo cominciando a raccogliere. Le cause sono molteplici, sicuramente la questione delle querele bavaglio fanno parte di questa questione. Allora ci siamo posti questa domanda: come associazione che vuole proporre un rapporto diverso col giornalismo, diverso non in senso critico nei confronti degli altri, ma portare la nostra voce e avvicinare soprattutto i giovani al mondo del giornalismo, abbiamo deciso di scommettere, no? Stiamo uscendo da una fase di pandemia durissima in cui proprio è mancata la socialità per le persone, e trovarci tutti insieme in un posto tra l'altro molto accogliente, molto interessante come la Dogana di Fiume, può essere un modo per ricominciare a guardarci in faccia e a parlare di tematiche urgenti. E infatti abbiamo messo proprio al centro alcuni dei temi fondamentali del giornalismo. Parliamo di giornalismo d'inchiesta, parliamo di giornalismo multiculturale. Anche il giornalismo culturale ha uno spazio all'interno del festival, e tutto ciò che ruota intorno anche alla percezione dell'Italia nel mondo e quindi del rapporto con gli esteri. Ecco, sono tanti contributi per aprire non solo fra noi giornalisti, non ce la vogliamo raccontare, insomma il mestiere lo si conosce e non abbiamo bisogno prettamente di un festival, ma abbiamo bisogno di rapportarci con il pubblico. Assolutamente. E passerei la palla a questo punto a chi guida la testata Eraldo, Elena Guerra. Insomma,
Elena, non facile neanche guidare una testata al giorno d'oggi per anche il carico di responsabilità che ricordava prima Alessandra. Sono a volte più i rischi che le soddisfazioni, però a noi questo lavoro piace, quindi vogliamo comunque portarlo avanti con fermezza. Questo festival sarà una sorpresa, sarà interessante che Verona possa ospitare un luogo di dialogo, di confronto, come diceva appunto Fabiana. Sì, Matteo, siamo nati in pieno primo lockdown, quindi marzo 2020, e non vediamo l'ora di incontrare i nostri lettori, ma anche ovviamente la cittadinanza che vorrà scommettere su questo progetto che è il Festival del giornalismo di Verona, con giornaliste e giornalisti veramente di ampio respiro, quindi siamo circa su 22 ospiti. Diamo già qualche indicazione su questa manifestazione, che ovviamente è organizzata da noi di Eraldo, ma anche dal Canoa Club Verona, che ci ospita alla dogana di Fiume. Fiume Adige, che abbiamo vicino e che ci darà anche delle sorprese, perché insomma faremo partire una campagna di raccolta fondi proprio per coinvolgere la cittadinanza, per aiutarci in questa impresa, e molte ricompense riguarderanno l'Adige. Insomma, ne parleremo anche alla conferenza stampa venerdì, proprio perché il giornalismo, come tutto l'ambiente, l'informazione, sono beni comuni, quindi vogliamo proprio sensibilizzare a questo. Ed è vero che il giornalismo, cioè, per noi è ovviamente un mestiere bellissimo, e vorremmo anche farlo e far passare questa cosa ai nostri lettori, spettatori, chi vorrà ascoltarci. Grazie Elena, torneremo da te tra pochissimo. Volevo invece andare da Alessandra. Alessandra, hai avuto la fortuna di fare questa professione, la fai da tantissimi anni, sei una delle firme più note chiaramente di Verona e non solo del Veneto. Hai avuto modo di fare questa professione in anni in cui essere giornalisti era un qualcosa che contava anche socialmente parlando, conta anche oggi, perché ricordiamo che oggi è il 2 giugno, si festeggia la Repubblica, si dà uno sguardo più attento anche alla Costituzione, insomma il diritto di essere informati è un diritto che non ha età e non ha certamente scadenze. Ma come è evoluta questa professione? Quali interrogativi, al di là di quello che hai già anticipato prima, vi state ponendo anche a livello nazionale per trovare una quadra? Perché sembra davvero difficile poter a volte proseguire con una professione che viene un po' sminuita, viene sbeffeggiata. Quali sono i punti fermi che dobbiamo tenere saldi e sui quali dobbiamo fare leva anche per tenere alta la bandiera della categoria? Beh, come dicevi tu, io ho iniziato moltissimi anni fa, in epoche preistoriche, mi verrebbe da dire, perché ormai sono passati 30 anni. No, ma se tu consideri quello che è cambiato in questi anni, è davvero un'epoca preistorica, perché io ho iniziato con la macchina da scrivere. Mamma mia, cioè, da Olivetti. All'epoca si batteva a macchina, e io iniziai addirittura in redazione a Legnago, quindi in provincia. Prendevo i miei foglietti, facevo una busta, li portavo al signore della corriera assieme ai rollini della macchina fotografica e spedivo tutto a Verona. Questo è stato l'inizio, poi il passaggio al computer con i cristalli liquidi e poi l'esplosione della tecnologia, per non parlare dell'ultimo periodo, insomma, che siamo diventati tutti quasi, io un po' meno come avete visto prima, tecnologici, e ci siamo dovuti, abbiamo dovuto accelerare e dare una bella accelerata alle nostre conoscenze anche tecnologiche. La professione è sicuramente cambiata, perché quando ho iniziato io non esistevano gli uffici stampa, non esistevano i comunicati stampa, i cellulari cominciavano e quindi era tanta suola di scarpe, tantissimi contatti, e facevi il detective, per quanto mi riguarda, visto che faccio cronaca nera quasi da sempre, e il giornalista insieme. Avevamo anche molta più libertà di movimento. Io credo che quella, non è che voglio fare la vecchia e la nostalgica, però davvero facevamo i giornalisti, andavamo sempre nei luoghi nei quali succedevano le cose, avevamo decine e decine di contatti con carabinieri, poliziotti, guardie di finanza, con chiunque, avevamo contatti ovunque. Adesso è tutto molto ingabbiato, perché anche le istituzioni hanno i loro canali
di comunicazione, quindi i loro uffici stampa, i loro portavoce, e di conseguenza diventa tutto molto mediato. È difficilissimo fare uno scoop oggi, perché tra l'altro anche magari la cosa più banale, un incidente che pensi di avere solo tu, l'hanno visto in 15 persone prima di te, l'hanno filmato, l'hanno mandato in rete. Allora, la tecnologia è meravigliosa, il fatto di poter postare tutto tutti è fantastico, perché vuol dire che c'è una grande democrazia, ma l'utente medio non fa la differenza tra quello che vede su un sito certificato di una testata registrata e quello che vede sul profilo Facebook di Gigetto. Anzi, a volte ti dice: ah, ma Gigetto ce l'aveva e voi neanche l'avete dato, senza capire che magari tu hai fatto 12 telefonate, 15 approfondimenti e non l'hai messo perché magari era un incidente molto banale, non c'erano stati feriti. Alle volte veniamo accusati di non dire le cose come se noi dovessimo essere onniscienti, sapere tutto quello che succede in questa città, e alle volte invece davvero non sappiamo che cosa è accaduto. Quello che secondo me fa un po' di confusione è che spesso si equivoca e si dà per buono tutto quello che si trova in rete. L'ha detto, l'ho visto, l'ho letto, e non si va a vedere se quella lettura è davvero una lettura di un sito certificato, se ci sono stati gli approfondimenti, perché alle volte è facile, come si dice, lanciare il sasso, però devi anche vedere che cosa c'è dietro ogni questione. Non puoi soltanto dire, esempio, fai l'immagine di una casa che sta nascendo sulle Torricelle e dici sbancamento sulle Torricelle, e a lei tutti dietro a dire stanno rovinando le Torricelle. Faccio le Torricelle, ma potrebbe essere in qualsiasi posto di qualsiasi posto, in Liguria, ovunque. Lo dico perché ho le colline sopra casa. Allora dico, magari è uno sbancamento, magari ci sono delle autorizzazioni, ci sono delle certificazioni, tutto a posto, però chi il primo che lancia, se tu vai a vedere, cioè fare i populisti è molto facile, trovare seguito facendo i populisti è facilissimo. È più difficile fare invece il lavoro fatto bene, che implica fatica, sforzi. Devi essere comunque, cioè non è che se chiami il prefetto risponde a chiunque, se chiami il sindaco risponde a chiunque, cioè devi essere qualificato anche per fare questo, per fare gli approfondimenti. E magari il rischio che si corre è che informazione per informazione, ma sì, do un'occhiata su tutti i profili Facebook, dico Facebook per dire, che ho, e mi faccio un'infarinatura generale di quello che sta succedendo. Non è così. C'è una via d'uscita secondo te, Alessandra, da questo tunnel? Chiaramente dal punto di vista interno, cioè nostro, quello che hai appena detto, il controllare le fonti, il verificare. Dall'altra parte c'è un pubblico però, come hai detto, che non sa distinguere bene l'informazione di qualità e quella che invece viene passata per sentito dire, addirittura non verificata. Ma anche le regole banali di rispetto. Allora, voi giornalisti sapete che se c'è un cadavere per terra perché c'è stato un incidente, tu non puoi fare la foto del cadavere, o aspetti che venga coperto dal telo, e comunque anche noi di solito cerchiamo di prenderlo un po' da lontano, che non si veda tanto anche il corpo, anche se coperto. Abbiamo delle regole deontologiche da rispettare e anche di buon senso. Il cittadino qualsiasi che passa e trova una persona squartata per terra, fa la foto e la posta e nessuno gli dice niente, non ci sarà mai nessuno che andrà a chiedergli conto di quella foto. E quella foto fa danno tanto quanto quella che avrebbe fatto la nostra se avessimo pubblicato una foto del genere, perché comunque i familiari sul sito dell'Arena, piuttosto che sul profilo Facebook di qualcuno magari anche molto noto che ha tantissimi follower, fa danno, perché i familiari si trovano davanti a una realtà molto dura e non hanno assolutamente mezzi per fare alcunché. Grazie Alessandra. Fabiana, si parlerà probabilmente anche di deontologia, di etica del giornalismo all'interno del festival, che insomma sono dei pilastri sacri, come ha ricordato Alessandra, e grazie ai quali dovremmo forse far emergere una percezione del giornalismo sempre più verificata, autorevole, di qualità, che è la direzione insomma su cui spinge anche la Federazione Nazionale della Stampa, e che ci ha appena ricordato la collega Vaccari. Certamente non si può prescindere da queste tematiche. Ovviamente noi non le focalizziamo come un tema su cui concentrarci e discuterne con il pubblico. È all'interno degli incontri, che saranno sempre prevalentemente con due protagonisti, tra l'altro portavoce di visioni un po' differenti, in modo che ci sia un po' di dinamica, no, nelle riflessioni.
Certo che uno dei temi che sarà trasversale alla nostra iniziativa è proprio anche confrontarci con questo nuovo modo di fare giornalismo che confonde effettivamente i piani, cioè chi lo fa a titolo professionale sa benissimo quali sono i limiti, i confini e le modalità di verifica, però si accompagna con altre fonti di informazione che non sono registrate in tribunale e che però diffondono e creano una nube informativa che confonde davvero il senso delle cose per poi il fruitore, l'utente finale, che non dimentichiamolo è innanzitutto un cittadino, una cittadina, un portatore di diritti, e quindi non solo si fa un'opinione sulle cose, ma poi esercita a sua volta si riverbera, no, nel suo modo di pensare, nel modo di agire, di scegliere, per cui la mancanza di una informazione trasparente è veramente un problema istituzionale, non è una cosa di cui piace parlare a noi, no, che facciamo questo mestiere. Assolutamente, c'è il fenomeno delle fake news, delle bufale, e sappiamo quanto facciano male proprio anche alla categoria stessa, perché oltre a far bene il nostro lavoro dobbiamo ovviamente guardarci anche da questo fenomeno che è preoccupante, Elena. Insomma, purtroppo, come diceva Alessandra, molte persone fanno fatica a distinguere tra una notizia data con certi criteri e una notizia invece semplicemente inoltrata, senza un perché e senza una verifica dell'origine, tra l'altro. Sì, l'abbiamo anche vissuto in questo ultimo anno di pandemia, quante fake news che riguardano la sanità e che hanno portato a dei cambi anche molto importanti. Vediamo per quanto riguarda i vaccini e alcune proprio categorie di persone, quindi insomma anche questo festival del giornalismo a Verona vuole approfondire anche queste tematiche. Sicuramente il filo conduttore vuole essere la libertà di stampa, che è anche quello con cui abbiamo aperto insomma con Alessandra, cioè i temi che sono cari a noi come categoria, ma che devono essere cari anche ai cittadini e alle cittadine, perché un paese democratico si misura anche dallo stato di salute della sua stampa e dei suoi operatori. Poi ovviamente lo faremo in modo tematico, quindi ogni serata dall'1 al 5 luglio avrà dei temi cari come quelli appunto sul giornalismo d'inchiesta, le mafie, apriremo proprio col giornalismo che parla di mafie a Verona del Veneto, quindi insomma apriremo anche un po' al regionale e con giornalisti d'inchiesta, ma poi per parlare anche di altri temi, con giornaliste che in questo mese andranno all'estero, in Afghanistan per esempio, e ci riporteranno una realtà lontana ma che vogliamo comunque far sentire alle persone proprio in questo momento in cui le riaperture possono essere anche un modo per confrontarsi su tanti temi che sembrano essersi un po' allontanati dal nostro quotidiano, invece vogliamo un po' tornare con le orecchie e gli occhi sui fatti, non solo vicini ma anche appunto più lontani da noi, ma che ci riguardano sempre in prima persona. Certo, temi che magari si sono apparentemente un po' anacquati, ma che devono tornare invece no, ad avere il loro tra colore pieno. Mi compiaccio con Elena, mi compiaccio con Elena perché ha citato l'Afghanistan e il fatto di una collega che sarà là in questi giorni, i giorni in cui, lo ricordiamo, l'America ha deciso di ritirare le truppe e quindi questo paese diventerà di nuovo probabilmente ostaggio dei talebani. Non so con quali ripercussioni poi su tutto il resto del mondo. Assolutamente. E probabilmente se un giorno sparisse il giornalismo di qualità, le persone si accorgerebbero poi della mancanza di un'informazione libera. Sappiamo che ci sono stati al mondo che non hanno la libertà di stampa e sappiamo cosa accade all'interno di quegli stessi stati. Un lavoro, quello del giornalista, che è riconosciuto, è tutelato anche dalla Costituzione e che in alcuni casi viene anche premiato. Alessandra, ti facciamo le congratulazioni anche per l'onorificenza Grazie. che è arrivata di Commendatore della Repubblica, immaginiamo proprio per i meriti che hai raggiunto grazie alla professione, così?
C'è un po' di quello, c'è una parte di volontariato perché questi riconoscimenti non riguardano solo il lavoro, altrimenti sarei stata cavaliere del lavoro. Questo è un Sì. riconoscimento che insomma premia anche un impegno sociale, diciamo così, che io non amo molto far apparire, ma insomma c'è e mi compiaccio da sola di farlo perché ritengo che il nostro lavoro debba essere anche questo. Noi siamo dei privilegiati perché in certi luoghi possiamo entrare proprio per il lavoro che svolgiamo. Possiamo vedere delle realtà difficili, delle persone in difficoltà e ritengo che uno dei nostri ruoli debba essere anche quello di essere al servizio delle persone. C'è una componente molto forte, una componente sociale all'interno della nostra professione, non dimentichiamolo. Insomma, hai fatto bene a ricordarlo. Fabiana, insomma, di questo non dovremmo mai dimenticarcene. Sei giornalista chiaramente anche tu. Il fatto che il giornalista eserciti una funzione per gli altri, che si faccia da mediatore anche tra il fatto che accade e un pubblico di riferimento, e che lo faccia possibilmente con dei valori etici, deontologici, come si ricordava prima, è una cosa che va tutelata. Forse anche per questo la Federazione Nazionale della Stampa, i sindacati scendono in piazza per ricordare anche questa funzione sociale che il giornalista ha e che deve essere tutelata. È imprescindibile, ripeto, non si può sganciare questo ruolo. Quando succede si nota e sappiamo che non siamo dei santi, non siamo perfetti, dobbiamo fare anche molto lavoro su noi stessi come professionisti, però effettivamente se non c'è questa matrice non solo etica, ma mi piace molto quello che ha detto Alessandra, l'impegno personale è la cosa che ti mette proprio in pista, anche quello che ti fa muovere in cerca di notizie, a raccogliere voci che magari non hanno una facile strada verso la stampa, non riescono a farsi conoscere e a parlare di sé e testimoniare anche quanto la società sia anche ricca, no, di impegno. Non è tutto brutto, insomma, e spesso ai giornalisti viene criticato il fatto che si parla solo di brutte notizie. Beh, insomma, non c'è solo quello. Non c'è solo quello, fortunatamente. Elena, brevemente, ricordaci anche Eraldo, dicevi è nata questa testata durante il lockdown, durante la pandemia. Qual è l'obiettivo anche della testata? Come si configura? Che tipo di informazione, ecco, vuole dare? E poi andiamo verso la volata finale pensando un po' al futuro, agli auspici, partendo di nuovo da Alessandra. Ma soffermiamoci un attimo su Eraldo. È una testata online, quindi proprio viviamo ogni giorno il confronto con tutta la diffusione in digitale di cui abbiamo parlato anche oggi. Abbiamo un anno, quindi siamo ancora giovani, cerchiamo di coinvolgere tra i nostri collaboratori tanti giovani, perché abbiamo circa 30 giornalisti e anche collaboratori che non lo sono ancora, ventenni tra l'altro, giovani anche insomma di un'età che ci manca nelle redazioni, ovviamente poi tutti i giornalisti colleghi più grandi. Questo è per dire siamo donne e uomini, giovani, meno giovani, che collaboriamo e vogliamo approfondire i temi non solo di Verona, ci piace lo slogan dentro e fuori le mura, ma anche le mura che riguardano le mura diciamo più mentali, quindi andiamo oltre un po' e raccontiamo anche temi un poco battuti e storie. Ci piace ricordare insomma la nostra sezione Oltre le mura con territori e storie sì, poco raccontate. Questo per dire che abbiamo ancora tanta strada da fare e con questo Festival del giornalismo vogliamo un po' farci conoscere anche al pubblico vicino e riuscire in qualche modo a creare dibattito. L'abbiamo fatto anche in pandemia con le dirette social. Sul nostro canale YouTube abbiamo circa 200 dirette ancora da fruire, che hanno tenuto compagnia anche le persone che non uscivano, quindi insomma ci piace continuare su questa strada. Magari questa prima edizione può essere solo un inizio di dibattito in città. Grazie Elena. Allora davvero volata finale, Alessandra,
un auspicio per il futuro. Chiaramente il tuo impegno non è solo professionale, ma anche tradotto per un impegno, insomma, dell'intera categoria, consigliere nazionale, dicevamo, della Federazione Nazionale della Stampa, quindi un impegno che va oltre, ci tieni a difendere, e ti ringraziamo perché stai difendendo, insomma, anche tutti noi con il tuo impegno insieme ai colleghi della Federazione Nazionale della Stampa e anche di Asso Stampa Verona, perché sei fiduciaria anche del sindacato. Fiduciaria in scadenza, andiamo a votare a inizio giugno assieme alla regionale. Salutiamo anche Mirella Gobbi, che è la presidente di Asso Stampa uscente di Verona. Esatto. Un auspicio, cosa ti motiva tutti i giorni a credere anche che possa cambiare questo scenario così delicato, usiamo questo aggettivo? Ma oggi, ieri mentre eravamo in Bra, ho detto una cosa, c'erano dei cittadini che si fermavano un attimo per curiosità anche, no? Perché è inusuale vedere dei giornalisti in piazza, siamo abituati magari a vedere altre categorie. È vero. E ho detto, ma immaginiamo per un attimo che da oggi non ci sia più un mezzo di informazione, non ci sia più la radio, la TV, i giornali, niente, non ci sia i siti, non ci sia più nulla. Il cittadino, io credo, si sentirebbe davvero smarrito. Cioè, il ruolo dell'informazione è la cifra della democrazia di quel paese. Non a caso ci sono le dittature, e dove ci sono le dittature non c'è informazione. Io non voglio che il mio paese diventi un paese al 70° posto, per citare Beppe Giulietti questa mattina. Io voglio che noi restiamo nella parte alta della classifica, voglio che continuiamo a lavorare. È ovvio che lo sforzo che è richiesto a noi giornalisti, ma anche agli editori, perché mi rendo conto che è difficile investire nel momento in cui magari ci sono crolli pubblicitari inevitabili per tutto quello che sta succedendo. Però io credo che l'informazione sia fondamentale in un paese, per questo io auspico che anche la politica ci metta del proprio, che non dia finanziamenti a pioggia soltanto per fare i prepensionamenti, ma che dia dei finanziamenti a quelle testate che investono nella informazione e nella formazione dei giornalisti, affinché finalmente possiamo riprendere davvero a fare un'informazione libera senza avere sempre il timore che da un momento all'altro le nostre testate possano sparire. Assolutamente, hai detto una cosa verissima che condivido. Tra l'altro il cittadino si sentirebbe probabilmente smarrito e non ha questa percezione fino al momento in cui non accadrà. Speriamo che non accada mai, chiaramente. Mancano sempre le cose che perdi. Esatto, speriamo di non arrivare a quel punto e che il governo davvero e lo Stato italiano chiaramente capisca che investimenti in questo settore sono necessari per garantire ovviamente un assetto democratico allo Stato, appunto alla nazione, e lo diciamo oggi che appunto il 2 giugno, festa della Repubblica, fondata sul lavoro, quindi ha un significato doppio. Un auspicio, un augurio da parte di Fabiana Bussola invece? Beh, l'auspicio è... avrei tante cose in mente, diciamo che rimanga forte la nostra passione per questo tipo di lavoro, perché le minacce sono tante, però diciamo che ho come auspicio più che altro la fiducia che siamo dentro a un frullatore di cambiamenti, ma non spariremo, diventeremo forse qualcosa di meglio. Insomma, ce lo auguriamo tutti. Elena, chiudiamo con te. Sì, mi accodo ovviamente alle colleghe anche per dire che tutti i cambiamenti, come dire, devono essere presi in propositivo e magari saremo qualcosa effettivamente di nuovo, l'abbiamo visto, l'abbiamo utilizzato con le dirette social, cosa che non ci saremmo mai pensati di fare, invece l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche informazione in questo senso, sentendo persone che non potevamo incontrare proprio per la pandemia in corso, quindi prendiamo tutti gli strumenti che ci dà il giornalismo in modo propositivo per avvicinare le persone e far capire alle persone come giostrarsi, come leggere la realtà. La mediazione del giornalista non può mancare, quindi insomma io spero che questa professione venga sempre più capita e che le persone si avvicinino a questo modo di fare informazione e che venga premiato. Assolutamente, e speriamo davvero anche che ci sia sempre maggiore solidarietà tra i colleghi e le colleghe, proprio per
rimanere uniti anche in mezzo alla burrasca. Usciremo anche da questo periodo, ne sono convinto, e speriamo di arrivarci, insomma, grazie proprio anche alla collaborazione tra di noi. Grazie ad Alessandra Vaccari, consigliere nazionale di FNSI, grazie ad Elena Guerra alla guida di Eraldo, e a Fabiana Bussola, giornalista, presidente dell'associazione omonima. Davvero grazie per questa vostra testimonianza. Bocca al lupo. Ci rivedremo sul campo. Va bene? Grazie a voi. Grazie. Insomma, avete sentito questa bella chiacchierata, abbiamo cercato di portare quelle che sono le esigenze di un settore, quelle che tocchiamo con mano tutti i giorni, ma anche insomma, cerchiamo di trasmettervi un lavoro che ha un valore etico, sociale, e questo è importante sottolinearlo ancora una volta. Lo abbiamo fatto tanto nell'ultima ora durante il nostro dialogo con le colleghe, ma lo vogliamo ripetere perché uno Stato senza un'informazione libera non ha la democrazia. Sappiamo quanto succede appunto all'estero, dove non è garantita questa libertà, e quindi non vorremmo mai arrivarci. È significativo e importante ricordarlo oggi, mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica. Ricordo che la puntata che avete visto ora in diretta va in replica alle ore 21:30, sempre sul canale 640 del digitale o su radioadige.com. Grazie per averci seguito, noi torniamo domani sera alle 18. Grazie.